Qui c'è solo il nostro latte di montagna. Meglio tieni gli animali, meglio stanno e meglio ti contraccambiano. Quanto teneva sta cosa, sto fatto di avere gli animali, sta passione. Vantaggi? Oh, io non so vantaggi. Il mio cognato dice sempre che qua è il paradiso. Adesso fa tutte polemiche, però molti dicono che l'allevatore era il giardiniere delle Alpi. La montagna per i nostri animali è il resort. Che tutti parlano di biodiversità, la salvaguardia dell'ambiente, però se la zootecnia non l'hai a prati da sfalzare, non l'hai a prati da pascolare, non l'hai a più scopo di essere. Qua da noi sarebbe ancora veramente latte di fieno, perché viene usato solo quello che cresce qua. Perché qua ci vuole gente con il rastrello ancora, con la falce. Sempre stata questa collaborazione sia per il quantitativo di latte ma anche per un discorso di cultura, visto che fanno parte appunto della magnifica comunità di Fiemme. Le forse non frequentasse che tende a far su se invece te frequenta te smetti a farlo su perché alla fine dopo per il mondo del paese. Noi parliamo il tedesco, siamo cresciuti così, abbiamo la scuola tedesca e abbiamo anche si impara benissimo anche l'italiano, no? Io sono nato qua, per me è una roba normale. Noi più o meno non ne vediamo il confine di Bolzano e Trento. Ci possiamo scegliere sempre il meglio tra la cultura del nord e quella del sud. Per esempio a mangiare, dove vuoi andare? Possiamo scegliere tra pizza e knödel. Se te sei nato proprio lì sul confine, non c'è altra possibilità, però come detto non è un dono anche. Io credo che bisogna assolutamente, e lo dico da quando sono qui, preservare questo tipo di allevamenti, prendere delle decisioni che preservano tutti gli allevamenti.